Benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri. Questa settimana apriamo portandovi oltreoceano, perché a Cuba i vescovi Marco Tasca, arcivescovo della diocesi di Genova, e Giampio De Vasini, vescovo di Chiavari, stanno incontrando le comunità che fanno parte della missione interdiocesana delle diocesi di Chiavari e di Genova. In questo tempo a prestare il loro servizio come sacerdote fidei donum ci sono Don Paolo Benvenuto dell'arcidiocesi di Genova e Don Claudio Arata della diocesi di Chiavari. Il viaggio, la missione dei vescovi sta per terminare. Vediamo insieme il servizio di Maurizio Garreffa. Este otro hermano, pero bueno, muy bien, bienvenido, Grazie. Abbraccio tra fratelli all'arrivo in Episcopio a Santa Clara. A fare gli onori di casa il vescovo Arturo González Amador, che con il caratteristico calore cubano ha accolto i vescovi di Chiavari e Genova, la loro prima volta nella missione interdiocesana ligure. Quanto anno lleva aquí en la capilla? Aquí llevo 20 anni, sì. In questi giorni la delegazione ha conosciuto il lavoro dei sacerdoti fidei donum, Don Claudio Arata e Don Paolo Benvenuto, ma anche le tante comunità a loro affidate. La nostra visita è continuata in una delle nostre comunità della missione, che si chiama Coppa, nella parrocchia di Manacas. Abbiamo celebrato messa e anche un battesimo di un bimbo che si chiama Christopher Daniel. La seconda comunità è quella di Cascal, dove abbiamo visitato la chiesa, le famiglie di alcuni missionari laici, alcuni malati, la realtà della mensa dei poveri e il comedor. Durante la celebrazione della messa, 5 adulte della comunità hanno ricevuto il sacramento della confermazione dal nostro vescovo, Monsignor Giampio De Vasini. La visita dei vescovi ha toccato anche le realtà di campo, lontane dalla carretera centrale, piccole ma vivaci, ciascuna con la sua cappella, come quella di Nostra Signora di Montallegro a Cayo Bejuco o quella dello Spirito Santo al Pajarito. Momento centrale del viaggio, la partecipazione di De Vasini e Tasca alla Giornata Nazionale della Gioventù, che ha visto la presenza di decine di giovani nella chiesa di Santi Spiritu. I nostri due vescovi, Monsignor De Vasini e Monsignor Tasca, hanno salutato i ragazzi e i catechisti. L'incontro era fatto anche in preparazione per la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona in Portogallo, dove 17 ragazzi della diocesi di Santa Clara parteciperanno e saranno accompagnati da Don Claudio Arata. Fino al 28 di luglio è aperta la segreteria dell'Istituto di Scienze Religiose della Liguria, la scuola che offre la possibilità di seguire un corso di laurea che apre all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che offre anche la possibilità di un tempo ragionato e disteso di approfondimento delle radici profonde della propria fede. Entro la fine di luglio, come detto, è possibile formalizzare la propria iscrizione. La segreteria però riaprirà poi nel mese di settembre, perché le lezioni avranno inizio nel mese di ottobre. Come sapete, l'istituto si trova a Genova, ci sono 2 poli di formazione a distanza, uno ad Albenga ed uno alla Spezia, e c'è anche qualche novità per quest'anno. Vediamo. ISRL sta per Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure, è un corso di laurea 3+2, 3 anni più 2 anni. Io insegno dal 1985. Io avevo interrotto gli studi tanti anni fa, gli studi di scienze religiose, e volevo completare il mio percorso. Ho aspettato di andare felicemente in pensione. Mi sono iscritta subito. Sono alla mia, diciamo così, prima esperienza di docente di filosofia della religione. L'ho iniziato non tanto per una motivazione lavorativa, soprattutto per una motivazione ecclesiale, per il mio impegno nella Chiesa. Percorso che comunque mi ha un po' preso, e quindi ho iniziato
vedere, a consultare, approfondire e fino all'iscrizione, ecco. Dall'Istituto di Scienze Religiose della Spezia, intitolato a Niccolò V, è poi stato convogliato, accolto nell'Istituto di Scienze Superiori Ligure. Ho fatto il mio percorso, mi sono iscritta sinceramente solo per interesse, non pensavo minimamente all'insegnamento. Poi per i casi della vita mi sono trovata a essere docente di didattica. Abbiamo la sede in Genova e poi abbiamo 2 poli di formazione a distanza, uno alla Spezia, l'altro ad Albenga, dove vengono trasmesse le lezioni. FAD vuol dire formazione a distanza. La sede di Albenga si è trasferita nei locali, cioè in una parte dei locali del seminario. La laurea triennale si concentra soprattutto sui corsi di teologia. Il biennio di specializzazione a Genova è pensato soprattutto come un dialogo tra la teologia e la cultura contemporanea. È stata un'esperienza significativa e che mi ha arricchito tanto. Di parlare di temi che fuori da qui è difficile parlarne con qualcuno. In una parola, l'istituto è una grazia. È un percorso questo ad ampio raggio. L'interesse è per l'approfondimento nel mio caso, per poter essere più coerente anche dal punto di vista proprio di lavoro con i ragazzi. Un'esperienza ricca e variegata. Molte volte forse viene sottovalutata questa realtà. Frequentandolo, essendo inserita in questo istituto, ho scoperto come apre veramente al mondo, apre la mente. Qui trovo degli studenti molto più, come dire, interessati. Stiamo cercando di mettere alle ultime ore a rotazione i corsi in maniera tale che chi può frequentare soltanto dalle 18 in poi, nell'arco di 3-4 anni, riesce a frequentare tutti i corsi più importanti. Vorremmo introdurre più momenti di studio, di giornate di studio, presentazioni di libri, convegni, momenti culturali. E ho scoperto la possibilità di insegnare e tra l'altro c'è una grande richiesta di insegnanti di religione dall'infanzia alle superiori. Lo consiglierei agli studenti universitari perché qualunque materia studino nella loro facoltà, questa è una facoltà che apre la mente. Che possono mettere a frutto tutto quello che hanno imparato in questi anni e che possono loro stessi sbocciare in modo tale da essere persone significative nella società, nella Chiesa. Le persone curiose che non si danno già tutte le risposte, ma cercano le domande anche per affrontare un po' la loro vita, sono persone che potrebbero fare davvero questo percorso di studi. Ecco, io lo consiglierei a tutte queste persone, accomunate però da una voglia di crescita nella fede. Dedichiamo un'ampia pagina ai giovani perché, come sapete, questo sarà l'anno dedicato alla giornata mondiale della gioventù, ma l'estate è un momento intenso per vivere tante esperienze e così Azione Cattolica ha già vissuto alcuni appuntamenti importanti, ma si prepara ad altri eventi che soprattutto si concretizzano nei campi estivi, che sono esperienze che lasciano sempre il segno nella vita di tante ragazze e ragazzi che li vivono. E allora vediamo le interviste realizzate da Alberto Macchiavello. Siamo all'inizio dell'estate. Cosa vuol dire per i giovani iniziare l'estate con l'Azione Cattolica? Per noi giovani di Azione Cattolica l'estate è un momento straordinario, è sia la fine di un cammino che è durato tutto l'anno, ma è anche lo slancio, l'incoraggiamento per iniziare un anno associativo nuovo insieme. È quel momento sia di riposo, di ricarica, di divertimento di cui ogni giovane ha bisogno, di vivere con l'entusiasmo appunto che ci contraddistingue. Quest'anno in particolare c'è un appuntamento che, come dire, è fondamentale per tutti i giovani, che è la GMG. Anche l'Azione Cattolica di Genova parteciperà con i suoi giovani. Anche l'Azione Cattolica di Genova, ogni gruppo parrocchiale in cui l'Azione Cattolica c'è parteciperà, ci ritroveremo a Lisbona. Siamo più di 700 persone, quindi sarà un bel momento da vivere assieme. L'estate è lunga, sta iniziando. Avete già qualche programma anche per la conclusione dell'estate?
A conclusione dell'estate ci incontreremo con la Presidenza Nazionale di AC il 16 e il 17 settembre a Genova in seminario come conclusione sempre del percorso fatto e un po' un anticipo del nuovo percorso del triennio che appunto si affaccia. Cosa vuol dire per un giovane vivere l'esperienza estiva a conclusione di un anno di cammino? Significa tornare con il cuore su quanto vissuto, ma soprattutto ringraziare per quanto vissuto insieme ai fratelli. È bello vedere come le esperienze dei campi poi rimangano dentro la memoria di ciascuno, sempre perché si è condiviso qualcosa con qualcun altro e con tutti questi si è condiviso davvero la fede con Gesù. Quindi diciamo che il bello è fare campo con i fratelli per ringraziare, per riflettere e per ripartire. L'estate che si prospetta è un'estate piena di campi ACR, tante parrocchie che partono, ormai come dire il lockdown è finito, quindi siamo liberi anche da tutti i vincoli. Che estate sarà per l'ACR? Sarà un'estate ricca di campi. Infatti nella nostra diocesi abbiamo più di 60 campi tra ACR giovani e giovanissimi che faranno vivere un'esperienza non soltanto di giochi e svago per i nostri ragazzi, ma quella che è la Chiesa, quindi far toccare con mano quanto è bello vivere insieme ai fratelli, in comunità, avendo tutti presente la meta che è Cristo e quindi la comunione con Lui. Un campo è già stato vissuto, quello diocesano, per educatori. Raccontaci un po' che esperienza è il campo base per educatori ACR. È sempre un'esperienza intensa e bellissima. Quest'anno avevamo 85 giovanissimi aiuto educatori provenienti da 27 parrocchie della nostra diocesi. È un'esperienza intensa, come dicevo, è bellissima perché si riesce ad assaporare la dimensione diocesana della Chiesa e della realtà che è l'azione cattolica. Cosa vuol dire anche per i ragazzi più piccoli vivere un'esperienza a conclusione di un anno insieme? Beh, sicuramente appunto l'anno ACR non finisce con l'inizio dell'estate, quindi non è la fine di un cammino, ma è l'inizio di un nuovo cammino che è eccezionale, proprio come hai detto, perché permette ai ragazzi di non rimanere chiusi nel proprio ambiente, ma di portare quello che hanno imparato durante l'anno anche al di fuori, come può essere al mare, insieme ai compagni e anche nei campi estivi. Un campo diocesano è stato vissuto, ci sono già programmi per altre esperienze diocesane da qui alla fine dell'estate? Sì, il prossimo appuntamento sarà il campo specializzato che sarà nella seconda metà di settembre, quindi rimanete sintonizzati nel sito di Azione Cattolica Diocesana e sui social per avere più notizie. Restiamo a Genova per parlarvi proprio della GMG. Come sapete più di 700 ragazzi partiranno dalla Liguria per vivere questo appuntamento a Lisbona. Le modalità di viaggio sono diversificate, c'è chi vivrà più giorni di pellegrinaggio, chi ne vivrà meno, ma insomma a partire dal 29 di luglio senza ombra di dubbio la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi che parteciperanno a questo evento partiranno per questo grande appuntamento ecclesiale. Alberto Macchiavello ne ha parlato con Don Fulli Doragrossa, vediamo. La GMG ormai si avvicina, siamo a meno di un mese dall'inizio e il 29 di luglio tanti pullman partiranno davanti allo stadio del Marassi. Quanti sono i giovani di Genova che partono? Raccontaci un po' la preparazione di Genova verso la GMG. Allora, la preparazione di Genova è molto semplice, è stata una partecipazione da parte della pastorale giovanile, quindi intanto è una partecipazione insieme a tutta la Liguria, questo va sempre ricordato, c'è un coordinamento ligure che ha preparato questo, quindi siamo con le altre diocesi. Chi è passato attraverso questo coordinamento sono 715 persone, 715 ragazzi, naturalmente con i loro educatori, con i loro preti, i sacerdoti sono 26. Di queste 715 persone, circa 580 da Genova partiranno vicino allo stadio Marassi per il viaggio in pullman. Altri hanno scelto invece il viaggio autonomo e ci vedremo direttamente 6 giorni laggiù a Lisbona. Altri hanno scelto invece un altro pacchetto, circa 70 giovani hanno scelto il pacchetto più breve e quindi di essere là solo per 4 giorni.
mentre c'è un pullman di valorosi che tra Genova, una quarantina di Genova e 10 di Chiavari, vanno per 15 giorni a fare il gemellaggio con una diocesi del nord del Portogallo. Quindi sarà un momento bellissimo, ecco, saremo 11 pullman che viaggeremo, non sarà facile coordinare tutto quanto, faremo una sosta a Barcellona, dormiremo la prima notte in pullman, un giorno a Barcellona, dormire vicino a Barcellona in 3 posti differenti e il giorno dopo arrivare a Lisbona. Sono circa una cinquantina e più le realtà genovesi che hanno risposto a questo appello, fra parrocchie piccole e grandi, fra movimenti, un gruppo scout, insomma ci sono, e anche alcune comunità, la Papa Giovanni, la Piuma, che vengono con noi. Quindi è veramente un popolo variegato che si muove verso Lisbona. E tutti questi giovani che partecipano cosa si possono aspettare da una GMG? Ormai le GMG internazionali sono state tante, ormai parliamo di una storia di lunga, ormai più di 30 anni. Cosa ci si può aspettare da una settimana di GMG? Allora, da una settimana di GMG ci si può aspettare un hotel a 5 stelle con aria condizionata in camera, una piscina bellissima. No, stiamo scherzando. Cosa ci si aspetta da una GMG? Di prendere entusiasmo alla vita, di conoscere il mondo, di vedere quanti giovani vengono perché c'è il Papa che ti lancia un messaggio, che ti parla del Vangelo, quindi giovani che si radunano per il Vangelo, per ascoltare questa parola, giovani che hanno voglia di vivere, che quindi hanno voglia di incontrarsi, di pregare insieme, di riflettere, di sognare, come ci dice Papa Francesco, un mondo migliore. Quindi non ci aspettiamo nessuna comodità, noi sappiamo come sono le GMG, sono molto difficoltose dal punto di vista logistico, il Portogallo è un paese molto piccolo, anche se estremamente bello e accogliente, e quindi ci si prepara per questa avventura. Cosa incontreremo? Una realtà grande di chiesa, con dei momenti molto molto belli e degli incontri personali che sicuramente ci faranno riflettere. E naturalmente ci sarà il contenuto delle catechesi, il contenuto della parola di Dio condivisa, che per tanti può essere veramente un momento di ispirazione anche per la vita, per la propria vita. Poi naturalmente ci sono 2 modi per vivere la GMG, il modo dei giovanissimi e il modo dei giovani. I giovanissimi vedranno la parte magari più esteriore, la bellezza di un viaggio, andare lontano insieme ai propri amici e incontrarne altri. I giovani avranno occasione forse di riflettere un po' più sulla loro vita e sui grandi temi della mondialità di cui Papa Francesco sicuramente ci parlerà. A tutto questo racconto che ci hai fatto, come ci si può preparare? Come prepararsi in questi ultimi giorni, settimane che ci attendono prima della partenza? Allora, una preparazione secondo me può essere proprio avere delle predisposizioni interiori che secondo me sono molto belle e molto importanti. La prima è il senso del cammino, è un camminare, un viaggio, un pellegrinaggio che ogni 3 anni si sposta da una parte all'altra del mondo. Questo è un po' il senso della vita, tutto sommato, no? E questo deve essere proprio una predisposizione interiore, ma i giovani ce l'hanno già abbastanza innata questa predisposizione. La seconda è l'abbandono un po' della nostra comfort zone. È vero che la GMG offrirà 1000 strumenti, soprattutto digitali, tecnologici, avremo con noi anche la radio fra le note, avremo con noi tante possibilità di condividere attraverso i social l'esperienza che stiamo facendo, però sarà un incontro di persona e soprattutto sarà un muoversi, un abbandonare il nostro piccolo mondo per andare incontro anche a delle difficoltà logistiche, le code per il pranzo, dove andremo a dormire ancora non si sa, saremo tutti insieme, saranno 1000 cose che però ci accomuneranno e ci faranno riflettere sullo stile di vita, sull'essenzialità della vita. Quindi seconda cosa, una riflessione sugli stili di vita a cui noi siamo abituati. La terza modo per prepararsi, abbiamo già fatto un po' di preparazione alla guardia con certi santi portoghesi, con certe figure che ci precedono in questo cammino, che hanno camminato prima di noi. Queste ci guideranno in questi luoghi. E poi la predisposizione, il prepararsi all'ascolto della parola di Dio. Abbiamo questa, immagine di Maria che in fretta si muove verso la montagna,
e quindi verso un po' le cose da scalare della vita, ecco. Però Maria si muove in fretta. Abbiamo riflettuto le cose da fare in fretta o le cose invece da fare con calma come stile di vita, però là ci sarà un'ulteriore riflessione su questo, e quindi questo sarà molto bello. Quindi spiritualmente occorre prepararsi con questa voglia di ascoltare, di ascolto profondo della parola di Dio e poi della parola della Chiesa. Sono 3 atteggiamenti, non ho dato una ricetta per fare questo o come fare, magari ogni parrocchia si sarà preparata a modo suo, avrà fatto delle celebrazioni, degli incontri, degli ascolti, ma è un po', diciamo così, il dono della GMG che poi a un certo momento prende tutti e ci indirizza veramente verso quello che è il vero scopo della GMG, che è quello un po' di riaccendere una fede capace di amare, di accogliere e di portare speranza in questo mondo. Sempre a Genova vi raccontiamo l'esperienza dello sportello di accoglienza di Caritas Genovese, una realtà attiva ormai da diversi anni nella chiesa di San Pietro in Banchi, nel centro storico. Vediamo. Lo sportello di accoglienza è un servizio promosso e coordinato dalla Caritas, un servizio diocesano. Siamo nel centro storico di Genova, i locali sono sotto la chiesa di San Pietro in Banchi. È un servizio aperto tutte le mattine, dove si incontrano persone in difficoltà, principalmente persone senza dimora, ma anche nuclei familiari, persone in transito da Genova. Iniziamo con una colazione che è un momento per noi di relazione, di stare insieme alle persone che vengono a cercarci. Dopodiché iniziano i colloqui. Gli accessi allo sportello di accoglienza sono circa 5.000 ogni anno, principalmente uomini ma anche tante donne e qualche bambino. Ragazzi giovani che fuggono dalle loro terre, tante persone sole. Noi cerchiamo di incontrarli, cerchiamo di conoscerli, cerchiamo di indirizzarli, di orientarli ai servizi della nostra città. Supportiamo anche nella parte burocratica, perché tante volte la nostra burocrazia per loro è veramente un problema insormontabile. La Chiesa genovese già da diverso tempo ha aperto questo spazio di accoglienza e di ascolto presso il centro banchi. Molti genovesi prestano già attività di volontariato, dedicano una parte del loro tempo per la realizzazione di questi servizi. Chi lo volesse può aggiungersi e noi lo accogliamo molto volentieri. A portare avanti il lavoro dello sportello di accoglienza ci sono una quindicina di volontari, c'è tutta una rete di volontariato invece che ci affianca. Lo sportello di accoglienza lavora in rete con tutti i servizi diocesani e pubblici della città di Genova, quindi mense, dormitori, ambulatori medici, in vista poi di un'integrazione sociale e di una progettualità. I fondi dell'8 per 1000 sono quelli che ci permettono di andare avanti in questo servizio, un servizio di presenza, un servizio di incontro, un servizio di relazione. Destinando l'8 per 1000 alla Chiesa italiana si contribuisce a offrire vicinanza, ascolto alle persone che si rivolgono a noi. Terminiamo così il nostro appuntamento con Noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.